domande possiamo rispondere? Grazie, bellissime domande. Toccano delle questioni cruciali sulle quali bisognerebbe stare a lungo, discutere, confrontarci, perché sono complesse. Dal mio punto di vista posso provare a dire qualcosa. Il male. Non sono io, ma è appunto Gesù a dire che dovete amare i nemici in quanto figli del Padre Celeste. Troppo facile amare chi mi è amico. Siamo capaci tutti, no? Amare i nemici, ma anche qui, appunto, il male è il nemico per definizione, se vogliamo. Il male è ciò che mi mette in questione, in tutti i sensi. Il male può essere la cattiveria dell'altro, il male fisico, tutte le espressioni di ciò che mi mette in questione, che mi mette in pericolo. Questo è il male. Per ognuno di noi, al di là di quello che pensiamo, di che fede abbiamo, siamo laici o non laici, siamo, credenti o non credenti. Il male, se volessimo cercare, che non è facile, una delle questioni più grosse della filosofia, no? Ma io andrei proprio un po' più sul semplice, direi cos'è innanzitutto male? Fate pensarci. Ciò che ci mette in questione. E in quanto mi mette in questione, mi inquieta. Fa sentire in qualche modo, per un qualche motivo, in pericolo. Questo è il male. Può essere in pericolo rispetto alla salute, alle mie certezze, alla mia comodità, alla mia tranquillità, a mille altre cose. Ecco, e chi è il nemico per definizione se non il male? Perché poi i nemici, quelli che siamo soliti considerare tali, sono delle espressioni del male, mica solo loro sono il male, no? Anche un tumore può essere il male per me, come un nemico, mi mette in questione, no? Dice Gesù, si è figli del Padre Celeste solo in quanto si ama. Gesù che dice nello stesso tempo anche, il Vangelo di Matteo, sono venuto a portare la spada, mica vengo qua a fare così, no, canti di gioia, metterli insieme, evviva, no! Dovete, in nome del mio Padre, il Padre mio, dovete essere disposti a rinunciare ai legami più sacri, legami familiari. Ma quello stesso Gesù che dice anche dobbiamo amare il nemico, quindi quella spada non è la spada che noi usiamo contro l'altro, come dicevo prima, no? È un'altra spada questa, è una spada che ci invita, appunto, a mettere in questione, diciamo così, il modo spadaccino di affrontarci con gli altri, il modo guerriero, il modo polemico, polemos, per qualche verso anche ineludibile, difficilmente estirpabile, ma mica è facile essere cristiani, ragazzi. Difficilmente estirpabile, ma questa è la sfida, gratuita e libera, se no sarebbe appunto un dogma. Osserviamo il dogma e siamo tranquilli, no? Ma perché devo seguire il dogma? Si diceva anche, no? Ecco, io non ho figli, no, ma ho tanti studenti che sono un po' come i miei figli. E se dovessi dire a un giovane che mi chiede, senta, ma io perché dovrei adesso sentire queste palle che lei ci racconta di Gesù, di Cristo, insomma, ma perché? La domanda, poi i filosofi sono abituati a chiedersi perché, no? Dicono tutto perché. Quindi, ma perché? Caro fanciullo, direi io, questa è la cosa che devi innanzitutto mettere in questione. Che tu col perché possa risolvere qualsiasi cosa. Perché? Uso anch'io il perché adesso. Più che cerchi tanto il perché e vuoi delle ragioni per amare, no, mi chiedi, ma perché dovrei amare? Se tu porti fino in fondo il tuo perché, e trovassi
se tu portassi a fondo il tuo perché e trovassi alla fine il perché di tutto, oh, il filosofo che ha raggiunto la meta, so il perché di tutto, evviva, la verità. Caro fanciullo, se lo trovassi, non potresti che scoprire che questo perché è radicalmente infondato. Se è la ragione di tutto, non ha nessuna ragione in sé, che altrimenti non sarebbe la ragione di tutto, avrebbe altre ragioni più primitive, più originarie. Il perché non ha un perché, ammesso che vi sia un perché di tutto. Se ci fosse, dovresti riconoscere, caro fanciullo, ti piaccia o non ti piaccia, questo perché che tutto spiega, non è spiegato da nulla, non ha nessuna ragione. Ecco perché io credo che il messaggio cristiano sia straordinario anche per un non credente, perché se non altro ci invita a riflettere su questi paradossi, e a smetterla con la tracotanza della prepotenza del pensiero che crede di poter rendere ragione di tutto, che non capisce, se anche ci riuscisse, alla fine avrebbe fallito, perché avrebbe capito che non c'è ragione di nulla. Allora all'inizio è un dono, questo è il punto, è un dono. Allora se hai capito, quando avrai capito non mi chiederai più perché devo amare, questa è la risposta. Allora,